In tema di coronavirus, anche nella nostra città, all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, è stata montata la tenda pre-triage, così come avverrà negli altri ospedali della nostra provincia. La tenda pre-triage è necessaria ad agevolare il percorso assistenziale e rendere efficace e sicura le procedure di individuazione di casi sospetti di coronavirus. Si tratta di una tensostruttura messa a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile, allocata nell'area esterna in prossimità del pronto soccorso, che a scopo preventivo consentirà di accogliere gli eventuali pazienti che dovessero accusare sintomi simili a quelli del coronavirus, evitando il contatto con le altre persone che si trovano all'interno dell'ospedale. Questa sorta di posto medico avanzato rientra tra le prime misure preventive previste dal governo regionale, recentemente annunciate dall'assessore alla salute Ruggero Razza. All'ingresso del pronto soccorso ben esposti anche il cartello con la comunicazione che l'accesso è consentito solo a un solo accompagnatore nel caso di reale necessità e l'avviso verso chi arriva dalle zone a rischio di contattare i medici indicati nel manifesto per evitare eventuale diffusione del virus. La tenda appunto montata alla Protezione Civile consentirà di effettuare un pre-triage su tutti i pazienti con patologie respiratorie gravi, in maniera tale da discriminare eventuali potenziali casi sospetti di Covid-19. Ecco, la struttura da chi sarà presidiata? Stiamo organizzando un presidio fisso dentro la struttura, presumibilmente infermieristico, ma questo lo vedremo con il responsabile del pronto soccorso. E in ogni caso invitiamo tutti i potenziali pazienti, gli utenti, prima di venire al pronto soccorso a rivolgersi al medico di famiglia oppure per informazioni a rivolgersi a un medico che è stato individuato per ciascun distretto e pubblicizzato attraverso i social media, che potrà dare le opportune informazioni in relazione alla problematica di ogni singolo soggetto. Ecco, sarà funzionante H24? Sì, certamente H24. Ecco, che consigli dare a chi magari c'è questo momento di anche apprensione, un po' ipocondriaco da parte delle persone? Ecco, tranquillizziamo anche la gente che ci sta vedendo, dottore. Ma sicuramente un invito alla calma, ad essere ponderati e appunto rivolgersi o al medico di famiglia oppure a questo medico preposto per ciascun distretto che potrà dare le opportune informazioni in relazione alla singola situazione. Ecco, per ora gira anche un invito che chi viene da zone diciamo a rischio deve anche denunciarlo, insomma, deve anche dirlo, no? C'è un elenco di medici che con una locandina anche all'ingresso dell'ospedale e anche all'ASP, insomma, che per ora voi state facendo girare. Perché questo? Ma ci sono delle disposizioni, delle ordinanze da parte della Regione, del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio e quindi invitiamo a rivolgersi ai medici di famiglia oppure a questi medici individuati per ciascun distretto che possono dare le giuste informazioni. C'è stato anche un momento di confronto in prefettura con i tanti sindaci e chiaramente Agrigento, essendo l'ospedale principale, è quello più richiesto, insomma. Quindi cosa dire, dottore? Allora, il bacino d'utenza dell'ospedale di Agrigento è senza dubbio il più grande della provincia, però noi invitiamo tutti alla calma, ad essere ponderati e a rivolgersi, come dicevo prima, ai medici di famiglia o al medico del distretto sanitario abilitati a dare le giuste informazioni. Finora la nostra provincia è stata virtuosa sotto questo punto di vista. Finora non abbiamo registrato nessun caso sospetto e quindi siamo pur non di meno in vigile sempre attesa.